Dopo il nulla osta della procura alla sepoltura, sono stati fissati i funerali del neonato di appena 5 mesi, morto dopo essere stato scosso dalla mamma che lo stava cullando per farlo addormentare. L'addio al piccolo sarà mercoledì 8 gennaio alle 10:30 nella chiesa di San Bartolomeo di Mestrino, il paese dove il bimbo viveva con i genitori e la sorellina di 1 anno e mezzo. Nelle scorse ore era arrivato il via libera della procura, anche se non è ancora stato reso noto l'esito dell'autopsia sul corpicino del neonato, arrivato in ospedale in condizioni disperate lo scorso 21 dicembre e morto dopo una settimana di agonia. Non è chiaro dunque se i medici abbiano riscontrato delle lesioni tipiche della sindrome del bambino scosso. I genitori, stravolti del dolore, hanno deciso di donare gli organi del figlioletto, cuore e fegato, che nei giorni scorsi hanno salvato altri 2 piccoli. La mamma è ancora in stato di shock, ci conferma il suo legale. Non ha ancora realizzato quanto è accaduto, una vera tragedia. Ha agito in un momento di blackout, nonostante la sua disperata missione. Forse l'ho cullato troppo forte. La comunità di Mestrino si stringe attorno alla giovane coppia, convinta che la madre non abbia agito volontariamente.